La matematica e i racconti per imparare il friulano. L'impegno dell'Arlef per i bambini è sempre molto importante, ci sono queste due novità, vogliamo raccontarle? Sono due novità che nascono da un grande lavoro svolto negli ultimi mesi proprio per presentare i due prodotti a cui ho accennato. Il primo appunto si chiama Numerus, è una serie della BBC che è stata anche premiata in vari contesti, è stata anche le nomination dei BAFTA, che proprio sono i premi più importanti a livello internazionale, e insegna la matematica, in questo caso in friulano, ma soprattutto anche cantando, e qui la complessità anche nel realizzare il prodotto che metteremo in onda grazie alla collaborazione con Telefriuli sul programma Maman e dopo anche su Telefrus. L'altro prodotto invece va a colmare un po' un vuoto, cioè la mancanza di prodotti per bambini in lingua friulana, parlo di audiovisivi che raccontano le storie tradizionali friulane o comunque delle storie ambientate in Friuli, quindi sul Troides Contis, che insomma è stato realizzato in collaborazione con vari illustratori e anche con l'Accademia Tiepolo di Udine, va a colmare appunto questo vuoto raccontando i più piccoli racconti che una volta raccontavano le nonne, ma anche racconti nuovi che sono stati scritti da Stefania Elia. C'è un aspetto molto importante che vi ha impegnato non poco, che è quello del doppiaggio, cosa non scontata, stiamo parlando di un cartone animato anche cantato. È un doppiaggio che è stato complessissimo anche perché Numerus per esempio aveva 100 personaggi, quindi questo penso che lo potrà spiegare meglio di me anche Rita Maffei durante la presentazione che ha coordinato appunto il doppiaggio, quindi insomma un grande lavoro che fa vedere che possiamo realizzare anche prodotti di quel livello in lingua friulana. Arlef è sempre più impegnata, in particolare con lo sguardo rivolto ai bambini e ai più piccoli, questa insomma risulta una grande scommessa degli ultimi anni. Sì, assolutamente, si impegna sui frus. Siamo molto impegnati sui bambini e diamo tanti prodotti che possono essere di qualità non solo sulla tradizione ma anche sulla parte scientifica e su molti altri argomenti che noi vediamo molto utilizzati soprattutto nella scuola moderna, per cui questi cartoni animati che andiamo a presentare oggi vanno appieno ad inserirsi in un percorso didattico che può essere parte anche della scuola. Un cartone animato prodotto dalla BBC per imparare la matematica attraverso il friulano, un prodotto di grande qualità. Non è stato semplicissimo il lavoro di doppiaggio, visto che ci sono anche delle canzoni, soprattutto canzoni. Sì, in realtà il doppiaggio di questo cartone animato della BBC presenta numerose, per usare un termine giusto per i numeruz, difficoltà. Innanzitutto sicuramente la presenza di canzoni bellissime, complesse, musicalmente complesse, che gli interpreti e i cantanti hanno realizzato in maniera magnifica, ma anche perché i personaggi sono tutti numeri e sono numeri di fatto dall'1 al 100, quindi gli interpreti e gli attori hanno dovuto comunque interpretare 100 personaggi e non eravamo in 100, quindi cambiando voci molto rapidamente, e anche da un punto di vista tecnico è appunto tutto moltiplicato e quindi anche il lavoro di post-produzione è stato decisamente complesso. Insomma una sfida per tutti, con entusiasmo, insomma, ma anche divertendosi, immaginiamo. Ci siamo divertiti tantissimo, io sono convinta che si divertano molto anche i telespettatori quando lo vedranno, perché non è soltanto per bambini, è uno spettacolo decisamente interessante per i bambini e anche per le scuole, perché infatti ci si diverte imparando i numeri e le operazioni, ma io credo che sia un prodotto anche per adulti, perché davvero le musiche anche sono musiche ispirate al miglior musical inglese, americano, insomma sono prodotti davvero molto godibili anche per gli adulti. L'approccio alla lingua friulana è sempre più multidisciplinare e l'arte svolge un ruolo molto importante. Noi su questo progetto ci abbiamo investito molto in tempo e i ragazzi anche nella fatica di riuscire a capire questa lingua straordinaria, tant'è che io molto spesso nelle mie lezioni faccio dei piccoli spazi dedicati alla lingua friulana. Ma l'idea è stata un'idea sicuramente bellissima ed è anche vincente, perché noi dobbiamo assolutamente non far morire
questa cosa che per noi è un patrimonio incredibile di cultura. Non dobbiamo assolutamente lasciarci sopraffare da cose che non ci riguardano assolutamente, e noi come Accademia ci impegneremo, come abbiamo fatto in questo caso, grazie anche all'impegno del professor Palumbo e dei ragazzi che hanno lavorato veramente molto alacremente, ma con grande passione, anche perché poi abbiamo dovuto anche con questi ragazzi dare un minimo di idea di cosa era la capacità della lingua friulana nel spiegare queste piccole storie bellissime, tra le altre cose che poi vedremo qui, ma noi continueremo su questa strada. Se l'Arlef ci coinvolge ancora, noi saremo ben lieti di farlo. Per la valorizzazione della lingua friulana si scommette ancora una volta e ancora di più sui più piccoli. Quanto è importante cominciare proprio da loro? Abbiamo scommesso tante volte e continuiamo a rilanciare sempre di più con dei prodotti che Arlef con grandissima professionalità riesce a recuperare sul mercato, a tradurre e a dare in disposizione per i nostri ragazzi. Come abbiamo sempre detto, bisogna puntare tanto sulle lingue minoritarie ed è un interesse forte da parte dell'amministrazione regionale farlo, non soltanto perché lo dobbiamo dal punto di vista etico, ma anche per salvaguardare quella che è la nostra autonomia. È caratterizzata da una regione in cui si parlano 4 lingue tradizionali riconosciute per legge. Su questo sappiamo che la comunità friulana è quella più numerosa e Arlef sta facendo un ottimo lavoro da questo punto di vista. Purtroppo ci sono stati anni in cui questo tema è stato sottovalutato e abbiamo perso delle generazioni, ma se vogliamo conservare quella lingua e anzi promuoverla dobbiamo puntare tantissimo sui giovani. In questo caso lo si fa da una parte con le videofiabe, dall'altra con un cartone animato cantato in friulano. Prodotti di grande qualità per realizzare i quali si è creata una squadra sul territorio con un approccio assolutamente multidisciplinare, dagli attori, il teatro, l'arte. Assolutamente sì, infatti per questo sottolineo il grande lavoro di Arlef che è stato portato a termine e la qualità del prodotto. Ricordiamoci che uno dei prodotti che viene presentato oggi è targato BBC, insomma, quindi mi pare evidente, non serve aggiungere altro sulla qualità della produzione che viene fatta e speriamo che sempre più spesso questi prodotti possano essere visti tanto sulle reti private come la vostra, ma quanto sulle reti pubbliche, perché di capacità di produrre ne abbiamo tanta sul territorio.